eccoci rientrati in diretta con Di Sabato Pomeriggio. E siamo nell'ultima fase di Io canto per, il contest musicale più ambito della capitale. Io la domanda te la faccio, non voglio dire d'Italia. quando hai fatto Gio, che pensavi? Che ha una Gio a caso. Ma io ogni parola dove c'è Gio dentro, per me è pomeriggio, campeggio, viaggio, sto sempre così. Bene. Io vi ricordo i cantanti, tanto possiamo in questo momento dare lo stop al televoto, anzi aspetto di avere una camera più vicino a me per dire che da questo momento diamo lo stop al televoto. WhatsApp, quindi non si può più votare, sì, tramite WhatsApp hanno votato con il codice. E comunque volevo intanto ricordare i cantanti per chi si fosse messo in questo momento all'ascolto e non ci avesse seguito. Ricordiamo i cantanti con le schede, con il codice 01 avete votato, oramai avete votato i Bubbles, eccoli qua. Con Funamboli. Con il codice 02 avete votato Ari, con il codice 03 avete votato Milen, e con il codice 04 avete votato Greta Cerrone. I nostri ragazzi sono tutti e quattro qui, facciamo anche un tappeto, ecco, e fatevi un applauso perché siete stati bravissimi. Tanto con lo stop al televoto possiamo dire tutto quello che vogliamo in questo momento con, diciamo, educati, possiamo dire, siete stati veramente molto bravi, abbiamo anche ricevuto qualche telefonata, abbiamo detto di non telefonare, ma la gente telefona lo stesso per farvi complimenti, quindi noi diciamo ce li siamo presi tutti, me li prendo pure io, insomma. Io me li prendo per il premio Io non lavoro e facciamo la semifinale al Caffè Letterario l'11 maggio. Quindi, tu sei presentatore del premio lavoro da sempre? Sì, da 11 anni, questa è la 11ª edizione che voglio dedicare questo premio a Eleonora. È una grande... Io, giusto un secondo per spiegare che Eleonora Lavoro, una ragazza di 15 anni che ha perso la vita su uno scoglio, il fratello è venuto all'emigrante nella vecchia edizione a raccontarmi questa storia che io non conoscevo, avevo sempre sentito parlare di questo premio ma non conoscevo a fondo. Ti faccio complimenti della puntata, è stupenda. Non conoscevo a fondo la storia e me la sono fatta ovviamente spiegare e il fratello cerca di tenere viva la memoria della sorella anche attraverso borse di studio che dà con questo premio e tu sei il... Tra l'altro i cantanti dell'anno scorso sei hanno... il presentatore da sempre. Sì, sono andati su Rai 2, quindi alcuni ragazzi sono andati su Rai 2, quindi insomma il premio è cresciuto tantissimo. Io voglio sponsorizzare tutti i festival perché portano avanti il sogno dei ragazzi. Un saluto a Giulia, scusate, un applauso. Perché poteva essere una nostra miss, una nostra cantante e quindi noi ti teniamo nel cuore. Giulia? Sì. Di che Giulia stai parlando? Giulia... La ragazza sì. no, scusatemi, non perché, però stiamo parlando di Eleonora, tu mi hai detto Cecchettin, Giulia. no, per carità, stato... sì, oramai purtroppo è diventato un nome così, sì. però non ero sicura, non ho quindi volevo pronunciato capire. il cognome perché a me Giulia è nel nostro cuore, quindi il cognome, quindi ho detto Giulia. Un pensiero per lei, sicuramente, doveroso. E passiamo a quello che avete fatto voi oggi. Intanto, come state? Chi mi vuole rispondere? Noi tutto bene. Ci siamo trovati molto bene nella vostra Avete casa. fatto un giro per l'Ateneo perché noi siamo qui all'interno dell'Università Cusano, abbiamo già un albero grandissimo, siamo già in fase natalizia e dunque tu hai detto che ti eri appuntato delle cose. No, voglio continuare il suo discorso, mi sono trovato bene perché i miei colleghi sono stati tutti bravi. Mi piace anche a me sfidarmi con persone, una sfida questa di vetrina diciamo, sì. Che sono brave, quindi io quando faccio una gara con persone brave, come lei, per esempio adesso lei stiamo presentando quasi insieme, ritengo Gio bravissima, anche perché è una bravissima cantante, quindi ci onora avervi avuto qui con noi e vi faccio un applauso, grazie ragazzi. Sono bravissimi, sì. Allora, devo dire però, devo spezzare una lancia a favore di tutti i ragazzi che sono stati qui. Dalla prima puntata devo dire che mi ha sorpreso sia la votazione che non me l'aspettavo, non mi aspettavo tutti i voti che sono arrivati da casa e non mi aspettavo nemmeno
la qualità, non perché anche facendo io proprio questo mestiere, cioè i nostri tempi erano diversi, no? Non c'era un'accademia, non c'erano maestri, uno un po' veniva buttato sul palco e cantava all'improvviso, mo se era meglio o peggio non sto qui a dire questo, però invece questi ragazzi, anche se giovanissimi, alcuni hanno di 12 anni, 14 anni, già proprio strutturati, già hanno già un personaggio definito, sanno già quello che vogliono, invece il mio... Tu a 16 anni stavi sui palchi, stavi, no? Io sì, pure prima. Abbiamo una quindicenne però lei ha un'altra storia, allora, la vedi che arriva, io ero una selvaggia, ero un'altra cosa. Eri uguale a lei, allora per carità. È il fine. Tu hai detto che ti sei, siccome il tempo scorre, sì, dimmi okay, che cosa ti sei segnato. Allora, ma i pezzi non si possono... No, oramai no. Però possiamo cantare a cappella? No, scherzo. No. Ma guarda, io lo ripeto perché noi abbiamo fatto una scelta di far cantare nel girone di andata in playback, perché lo diciamo così non ci sono, come dire, non stiamo dicendo niente di strano, anche perché tu ti ricordi Sanremo un periodo era addirittura playback totale, te lo ricordi? Sì, il periodo di Sanremo in playback. Vabbè, non conta niente. No, comunque voglio dire, succede per la musica va ascoltata per vari incisa, motivi, poi. esatto. Vabbè, anche dal vivo i live sono e bellissimi. la musica non va vista, dicevano i miei maestri, ma va ascoltata. Quindi, e poi invece nel girone di ritorno speriamo di riuscire a conciliare tutto per far esibire tutti quanti. Allora, i Bubbles, io conosco perfettamente, grande carriera, hanno fatto X Factor a Sanremo, tanto abbiamo già votato, facciamo un po' di pubblicità. Esatto, possiamo dire tutto. Ok, abbiamo fatto il Cantacello, se non sbaglio, 6 anni in puntata. Hanno anche già una produzione con Maria Todaro, giusto? Allora, io vi faccio adesso delle cose e poi voglio la vostra risposta. Questo pezzo in Si bemolle minore, Funamboli perché? Funamboli perché appunto parla dell'equilibrio interiore che tutti noi comunque cerchiamo, no? Nella nostra quotidianità, nella nostra vita, e quindi è un inno all'equilibrio di se stessi, con gli altri e nel mondo. Ecco, una cosa musicalmente che voi avete indovinato è stata spesso sulla strofa a 2 accordi, perché oggi la musica deve essere minimale, non ci devono essere modulazioni perché disturbano il pubblico, i pezzi... Quanto dura il brano? Massimo 3 minuti. 2,40 è perfetto. Mi piace il verso senza aria non c'è vento. Che vuol dire? Non c'è vento, senza sole e buio intorno. Cioè? Cioè quello che si dice. Senza aria non c'è vento. Noi siamo il nulla. In questo mondo. Ma tu quando canti ti senti con l'aria, con il vento o no? Ti senti... Come ti senti quando canti? Io? Vuoto. Vuoto? Sono vuoto. Leggero forse, leggero. Ah, leggero. Che leggero è diverso da vuoto, non è che ti voglio dire, però... Il vuoto interiore che ha ognuno di noi che può essere espresso tramite una canzone, qualsiasi tipo di arte. Una cosa che il mio pensiero anche di altri musicisti e producer, che cambiate troppo la scena, cioè a un certo punto l'ascoltatore non vi segue più. Scusate, vi dico questo. Cioè dici che distraggono? Sì, io ho detto minimale minimale a blocchi. Dovete togliere un po' di ritmo, se è troppo divaregati, capito? Ma io dico per un pezzo di successo. Distratto in che cosa? Distraiamo sul pezzo del ritornello? No, ci sono troppi cambi di scena, musicalmente. Però lo spettacolo è anche quello. Noi facciamo spettacolo quando saliamo su un palco, che è un piccolo, grande o qualsiasi palco sia, noi vogliamo dimostrare la canzone in veste e anche cantarla. Allora, ti spiego, siccome questa è una gara, sono 3 minuti, no? Io in 3 minuti devo raccontare tutto un po' di me e non devo lasciare l'ascoltatore incollato. Io dico che voi siete dei talenti molto bravi, più di questo non posso dire. Solo quando fate le gare dei pezzi devono essere a 2 minuti e 30, anche 2 minuti, 2 minuti e 30, tutti quanti con la ritmica molto omogenea. Questo senza modulazioni non le fate. Va bene, grazie, un applauso. Grazie. Allora, invece Ari... Vabbè, questo è il suo pensiero. Noi accettiamo tutti i consigli. Sono qua, il mio pensiero. Certo. Io non andrò mai da te con un pensiero di un altro. Io anche se ho un fisico non da fatina, perché tutto mi si può dire a me tranne che fatina più da Ursula. E poi però mi sento di essere fatina per questi ragazzi, perché voglio dire... Guardate che sulla sigla che lei canta... Dopo l'affrontiamo la mia sigla. Andiamo da Ari, perché altrimenti tra un po' i voti arrivano. Ari giovanissima ha Anzi, i voti sono arrivati, adesso con nonchalance io mi alzo come se niente fosse, non come ho fatto prima. Che ho mandato in tilt. Tu continua a parlare, che vado a prendermi i voti. Ari, 15 anni, lei ha aperto i concerti di Bianca Azzei, Biondo, Povia, Salda Vinci, Moreno, ha presentato il suo ultimo disco Hold On a Madrid. Ma insomma, poi fate una cosa molto, molto forte, particolare, però, insomma,
ha una voce fonogenica lei, ma tu hai sempre avuto questa voce così, sei un'americana, è compatta la voce, tu sei la bellezza della voce secondo me. Grazie, ma con il tempo, infatti, cioè, sono ancora abbastanza piccola, Quanti anni hai? 15, e infatti ogni volta che vado a cantare comunque mi parlano sempre, no, della voce bianca, eccetera, mi devo ancora sviluppare sotto questo punto di vista, Non è vero? ma Chi te l'ha insomma, anche riguardo agli inediti, corri troppo, però comunque penso che non ci sia un'età per esprimere ciò che proviamo, quindi io sono felice del percorso che sto facendo e spero sempre di migliorare. Le esperienze ti aiutano molto a svilupparti e in tutti gli ambiti, quindi io ecco, riesco ad imparare da tutto ciò che sto facendo e riesco ad applicare ciò che imparo anche in diverse situazioni che non riguardano il canto. Hai fatto una canzone, era ora, per un cortometraggio di quindicenni per l'apertura del lockdown, no? Sì. Ok? Come Sì, sì. preparato, Con Giulia il Salemi, maestro tra- Martini, sei preparatissimo? No, beh, la conosco, quindi però insomma sono stato coinvolto. Beh, sei anche Sì, sì. preparato. Sto preparato. Dicono, vabbè, grazie. Minimo. E quindi questo Vabbè, era sì. ora, questa hai scritto questa... L'inedito appunto era ora che parla della fine del Covid, perché ho fatto 2 inediti, Tempo perso ed Era ora. Tempo perso parla del periodo in cui noi siamo stati chiusi a casa e del tempo che abbiamo perso. Noi avremmo potuto fare tantissime altre esperienze, eccetera, mentre siamo dovuti restare a casa. Mentre Era ora parla del passaggio dallo stare a casa a finalmente dire era ora che finisse questo periodo. E infatti da questa canzone è stata l'ispirazione per appunto questo cortometraggio che riguarda molti giovani, appunto in collaborazione anche Giulia Salemi, ed è stato molto bello e infatti ha riguardato, cioè è stato capito anche da tutti i bambini e grazie anche alla presenza di Giulia che ringrazio, abbiamo avuto anche modo di parlarne in TV e comunque ringrazio tutti, se l'avete visto spero vi sia piaciuto e anche la canzone. Si può vedere, ma io non so come fa a star zitto il maestro. No, perché lei quando fa... No, Perché lui non si rende io stavo conto dicendo che anche andiamo se- via, che lei presenta lei. che perché anche se non è inquadrato un microfono, quindi si sente ciu 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 ciu. Ma Zitto! senti come parla? Cioè, parla E tu per più di lei! 15 anni. Dove si può vedere questo corto, volendolo vedere? Allora, è stato... Allora, In rete? intanto, Sì, sinceramente non so Angelo se... Di Alicata, di questo ragazzo che studia al Rossellini, Ah. c'è Giulia Salemi, la TikTok da 6 milioni. Quindi che una ha che se fatto... va su Giulia Salemi sì, lo sì, trova. sì, ok. E Vogliamo- voglio portartela Giulia. Giulia, puoi venire accusato di TV a parlare un attimo? Dai, Ho quando- anche un collegamento da Milano. Quando voi, no, io non Perfetto. amo i collegamenti, già l'ho detto, lo fanno tutti, io non Ti li veniamo a amo, prendere. quindi io voglio le persone in carne e ossa, sono antica, sono vecchia, li voglio guardare in guarda, dai, per faccia. favore. No, che ne so, ognuno Va c'ha bene, le sue- grazie Ari, grazie Ari. Che Andiamo devo fare? a bomba su Milen. Milen, poi andatelo ad ascoltare. È in rete questo pezzo? È in rete, no? Milen. Il mio? Sì. Accanto a lei, sì. Sì, è su Sì, YouTube, sì, no? Spotify, Apple Ok, Music. perfetto. Accanto a lei, allora, tu sei molto bravo, scrivi molto bene. Andiamo subito sulla cosa che non mi è... Sulla cosa negativa. Te lo- poi diciamo no, le non è positive. negativa, non è negativa. Hai la voce troppo indietro quando hai registrato la tua voce troppo indietro. Io ho sentito anche il... non è... Ecco, c'è un maestro che vorrei ricordare che è di latina come me, Tiziano Ferro, quando canta ha la voce in faccia, così si dice. È solamente quello, però scrivi molto bene. Scrivi... Ma quella è una questione di registrazione che lo Di sappiamo, tecnica. basta che un giorno Ok. hai mal di testa, mal di voce, mal di gola, sei turbato Mi per altre piace cose. molto la tua voce che è molto omogenea sul fiato. La canti sempre con questo fiato, mi intimistica la voce. Sì, perché poi anche come parlo, quindi Sei come sei. sì, Ok. sì, sì, senza filtri. Senti, un cantante che vorresti fare un duetto, un feat. Vasco Rossi. Ha guardato a me, pensavo dicesse giù di Sarno, invece ho detto giustamente Vasco. No, perché mi ha proprio guardato. Se per potessi dire- scegliere. No, vabbè. Mi piace il tuo modo, tu fai il trap, il rap, e l'arrangiamento è ottimo, bello. Grazie. Con chi lavori? Chi l'ha arrangiato vuole sapere. Quadraro Basement, Francesco ok. Fuzzi. Ottimo. Ok, lo salutiamo, ok, tutti i producer. Mi è piaciuto molto, rispondi al mio WhatsApp. A chi rispondevi? Ti ha lasciato e hai risposto su WhatsApp? Ma rispondi al mio WhatsApp era un quando mi cerchi tu io ci devo essere, al contrario no, quindi era vabbè, veniamocela un po' di meno, no? Ma tutti fate questi calcoli, tutti voi ragazzi fate questi calcoli, mi risponde
la spunta. Ma pure gli adulti li fanno, dai, non diciamo cavolate, qui siamo diventati tutti, no, British. Quando uno non ti risponde ci rimani male, dai, oggettivamente, piccolo, Perché grande, Milen? anzi, forse loro ci In realtà passano Milen sopra, è ma il noi mio vero no. nome. Io sono stato adottato che avevo 2 anni e quando sono stato adottato all'età di 2 anni qui in Italia divento Francesco. Però il vero nome che mia madre biologica mi diede è Milen. E infatti Quindi io ho non capivo, cercato di di solito tenere... queste domande le faccio all'immigrante, Ok, quindi ok. mi invito a farne altre. Adesso Però Ma perché molti pensano sia un nome d'arte, in realtà era il mio vero nome, quindi ho tenuto Milen. da dove vieni? Qual è la tua origine? Sofia, Bulgaria. Ah, ma qui ci Però scatta ho un origini immigrante subito. turche, cioè, sono Sì, solo poi ci nativo. scatta un Queste sono, immigrante. le canzoni che funzionano di più sono le canzoni dell'amore non corrisposto, no? Tu dici mi sveglio nella notte accanto a lei, ma non voglio te, voglio lei. Mi sveglio nella notte accanto a lei, ma non voglio lei. Quindi in un momento dove capisci che la relazione è finita e che la persona che quando ti sveglia accanto al tuo letto non è quella che desideri più. Cioè, tutto a un tempo. Bravissimo. Voglio farci fuori queste cose belle, no? Un mini migrante. Esatto, lo teniamo sott'occhio, Ok. lo lasciamo crescere. Dai che ho già i risultati qua, forza. Allora, abbiamo la Greta Cerrone. Io quando l'ho ascoltata sono rimasto meravigliato dai suoi bisacuti sul rap. Grazie. Ma tu che fai? Gli esercizi che fai la mattina quali sono, scusami? Faccio gli esercizi in accademia con la mia coach, la Artist Academy. Daniela- Si sbizzarrisce. Daniela? Daniela Ciampitti. Ciampitti, Facciamo che un applauso ringraziamo. anche a Daniela Ciampitti. A tutti i coach. Ringraziamo tutte le accademie, i professori, i coach che ci mandano gli allievi bravi come voi. Allora, guarda, io non rimango impressionato dalle grandi voci, non me ne frega niente, non mi interessano. Cioè, mi interessa la grande voce applicata allo stile. Tu ce n'hai tanto di stile. Grazie. Aspettiamo l'inedito. Lo spero che arrivi presto. Però tu sei pronta per il musical, anzi Quello... faccio una cosa, io mi tengo io a disposizione per presentarti qualcuno importante. Grazie. Perché se no stiamo a scaldare il banco qui, no? Giusto? Certo. Giusto? Questo Ok. programma nasce anche proprio per far conoscere i ragazzi, scambiarsi a volte opinioni, esperienze. E quello che poi succede spesso, e questo lo ripeterò sempre, Adesso ti è il mio elogio piacere più grande. e poi ti butto giù. Ok, allora, Ecco. ascoltami. Sono pronta. Tu sei molto teatrale, il pezzo di Bjork, no? It's on so... Ah, guarda, sei peggio di me. Comunque, Wait, ok. Vabbè, io so pure che un po'... bello, sta peggio di me. Vabbè, però io musicalmente so meglio di Che te. in napoletano è tradotto songo quieto. Vabbè, lo vedi che scrivi tutti i cose, perché io rispetto i cantanti in questo modo, con domande sui Veloce pezzi. che devo dare. Benissimo, allora, sì. tu a un certo punto passi da mi bemolle alla bemolle e prendi questo re, re bemolle 3 e poi fai questo, ne fai 2. Lei faceva che ti piace quando fai questa cosa? Questo, cioè, Sì. che cosa vuoi dire con quel... Penso che comunque il significato della canzone sia proprio far sentire questo contrasto tra i momenti di silenzio e i momenti più strillati, tra virgolette. Per questo sei molto virtuosa. Sei un soprano leggero, ovviamente. Sì. Ok. Però questi cambi di tonalità non funzionano oggi, lo sai. Cioè, vabbè, Bjork, insomma, tu come pensi di comporre il tuo pezzo? Come lo vedi? Citami anche Allora, un cantante moderno. Come lo vorresti? un cantante moderno... Io sono una che ascolta, diciamo, cantanti non molto moderni. Vabbè. E per esempio per la domanda di prima avrei risposto qualche cantante internazionale, Cristina Aguilera, Virtuosismi. Amiamo. So che adesso i generi musicali più ascoltati sono altri rispetto a questi, Annalisa, non però ho ti piace? scelto comunque di portare questa canzone perché penso che metta in risalto le mie capacità vocali e la mia personalità, quindi ho cercato di accorpare un po' queste due cose in un'unica Bellissimo canzone. pezzo, lui dice da musical ed è giusto. Sì, Se da dovessi fare musica. un duetto, che lo faresti? Con Cristina Aguilera. No, fai l'appello, vai. Tra fai un l'appello. attimo, Cristina, per favore. Allora, io vorrei dire i Per risultati, nome ci chiamiamo. così dopo abbiamo proprio qualche minuto per commentarli questi Ok, risultati e dopo poi insomma ci dobbiamo salutare perché abbiamo chiuso anche queste altre 3 ore di sabato. Oggi Devo fare sono... una foto, no? No, non devi fare foto, devi stare anche molto buono. Guarda proprio come sono scritta all'acqua di rosa, quindi è tutto reale. Allora, al quarto posto con 189 voti. Ari. Grazie. Al
Al terzo posto, con 219 punti, Milen. Al secondo posto, con 382 voti, Bubbles. E chiaramente questa puntata la vince Greta. Brava. Ma con quanti punti? Grazie. Aspetta, facciamo le cose 10 fatte milioni, bene. Al primo posto, con 408 punti, Greta Cerrone. Grazie a tutti. Passano il turno Greta e i Bubbles. Come dico sempre, la classifica ha senso fino a un certo punto, 2 però passano e 2 ci possono in qualche modo riprovare fino a che avremo questa, come dire, il girone di andata, quindi fino a fine febbraio, poi dopo ci sarà il girone di ritorno e a quel punto chi ha partecipato è passato, altrimenti per questa Ma ci sono edizione anche dei finisce così. ripescate? Ci può essere qualche ripescaggio perché da 80 concorrenti che diventano 40, che poi diventano 20, poi diventano 12, poi 6, poi 3 e poi 1, insomma in tutto questo andirivieni ci può essere qualche, come dire, qualcosa che insomma bisogna sistemare, sicuramente andiamo a pozzare. Ma mi sembra una grande puntata questa, Beh, anche perché avete parlato di voi. Tutti, insomma, io sono e poi prima di voi c'è stato, e dopo anche diciamo, ci sono stati dei luminari, voglio anche ringraziare la pittura con Mauro Russo. Vabbè, questo fa a me. No, dico no, insomma, mio amico. Fai quello che devi fare, perché abbiamo 3 minuti. Allora, abbiamo 3 minuti. Grazie, io ringrazio tutti per essere stati qui e devo dire che il colpevole di questo nuovo arrangiamento con 2 accordi che mi hanno scritto, ma che fai? Hai fatto il sabato italiano con 2 accordi? Il colpevole di questo arrangiamento sei tu, ma l'abbiamo arrangiato assieme a chi? A Ave Phoenix, Ave Claudio, Phoenix, che ringraziamo. Lo ringrazio Colpevole. Alex Paravano, tutti i ragazzi, tutti quelli che sono stati con noi. Ci vediamo sabato prossimo, continuate a restare qui su Cusano Italia TV e vai con Sabato Italiano. Ciao, grazie a tutti. Grazie alla regia, ai cameraman e a tutti, grazie. Questo stato non è santo denaro, poi mezzo il fetido cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori. Giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi. Guidiamo allegramente, quasi l'ora delle streghe. C'è un'aria formidabile, le stelle sono accese. Sembra un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. Così ci avventuriamo nella Roma felliniana. Equilibristi in bilico sul fine settimana, e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore dinamite mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario, il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è una variabile che ci porta via